Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi. Quest'oggi affronteremo un tema molto interessante. Da un lato riguarda le agenzie di viaggio, quindi gli operatori del settore, dall'altro però naturalmente tutti i fruitori di questo servizio. Entreremo nel mondo delle agenzie, vi spiegheremo bene la valenza che può avere rivolgersi per organizzare una propria vacanza, visto che comunque ci avviciniamo velocemente anche al periodo delle festività invernali, quindi magari qualcuno ci sta già pensando, perché no, e i cambiamenti che ci possono essere, che ci saranno in corso molto importanti nell'organizzazione poi di pacchetti di viaggio turistici. Interviene una direttiva europea, ci sono alcune perplessità. Stiamo parlando di un blocco di agenzie viaggio interessate, quindi potete immaginare anche i fruitori, le utenze importanti, di 9.000 agenzie circa. Noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi il piacere di avere il presidente della Fiavet Confcommercio Veneto, grazie di essere qui con noi, Renato Bellomi, che ci aiuterà a districarci un po' in questo mondo. Io direi innanzitutto di spiegare Fiavet, anche se per voi è una cosa scontata, però che cosa fa sostanzialmente, che cos'è, qual è il ruolo di Fiavet nel mondo delle agenzie, e poi entriamo anche nello specifico delle normative che forse non tutti conoscono o poi sono cambiate adesso, quindi vediamo insieme. Fiavet, quindi la Federazione delle Agenzie di Viaggio e Turismo, è un sindacato. È il sindacato dei titolari delle aziende, delle imprese, quindi agenzie di viaggio. Su base provinciale le agenzie si iscrivono a Fiavet Confcommercio, dopodiché si passa a livello regionale, appunto perché i vari delegati delle agenzie eleggono un presidente provinciale. Tutti i presidenti delle varie province eleggono il presidente regionale. Ecco, io per esempio appunto sono presidente della regione Veneto, delle agenzie di viaggio Fiavet, dopodiché si passa a livello nazionale. Che cosa fa Fiavet? Fiavet... Scusi, è un'iscrizione obbligatoria? No, non è un'iscrizione obbligatoria deve essere un vanto per un'agenzia iscriversi a Fiavet, perché Fiavet è quella associazione che cura a livello, diciamo, di formazione i nostri titolari e anche i dipendenti dei titolari, e quindi in sostanza dà un servizio alle agenzie, e che non è solamente chiaramente la formazione, ma dà una tutela legale. Quindi abbiamo il legale che qualora l'agenzia abbia dei problemi può intervenire, e quindi l'agenzia si può rivolgere al legale per le problematiche che ha. Dà un'assistenza fiscale, quindi problemi che possano capitare a livello fiscale, abbiamo il consulente che effettivamente può intervenire. Amministrativo, quindi pratiche amministrative. Quindi interviene poi Fiavet, perché è Fiavet che si interessa attraverso il Ministero di quello che è anche il contratto di lavoro. Quindi adesso ci sarà diciamo, dovrà essere rinnovato il contratto di lavoro, e Fiavet è l'associazione che insieme con altre, si intende, viene chiamata al tavolo dei sindacati per discutere del contratto di lavoro. Queste sono le cose più importanti, diciamo, che fa Fiavet. La cosa che invece è determinante è, credo, la formazione. La Quindi formazione, si occupa della formazione, che tocca poi quello che è il mondo del consumatore, del viaggiatore. Quindi ecco, in grandi linee è quello. C'è questa novità di cui voi avete trattato tra l'altro recentemente in un incontro aperto alle agenzie. Da dicembre, insomma, sostanzialmente comunque con il prossimo anno, luglio del prossimo anno, ci dovrà essere un importante adeguamento. Cioè, perché una rivoluzione in atto? Cosa comporterà per le agenzie? Cosa c'era fino adesso? Certo. Allora, stiamo parlando di una nuova direttiva europea, quindi è una legge europea. Recepita? Aspetti, che entro il 31 di dicembre deve essere recepita dall'Italia. Tutti gli stati e anche l'Italia. Alcuni stati l'hanno già recepita, l'Italia entro il 31 di dicembre la deve recepire.
è qualcosa che cambierà nelle agenzie di viaggio rispetto alla responsabilità nell'organizzazione di pacchetti turistici, e qua parlo poi di pacchetti turistici, poi le spiego che cosa sono, appunto nella responsabilità che le agenzie hanno nei confronti dei clienti, dei consumatori. Proprio ieri, c'è stata un'ultima informativa che abbiamo fatto a Mestre proprio. Abbiamo invitato il nostro responsabile legale di Fiavet Nazionale e abbiamo spiegato, avevamo più di 120 agenzie presenti del Veneto e non solo, alcune sono venute anche dal Friuli Venezia Giulia, perché la tematica è molto importante, perché ci tocca da vicino proprio, sempre a favore dei consumatori comunque. E ieri appunto abbiamo ancora una volta spiegato che cos'era l'attualità e che cosa ci sarà dal 1° di luglio del 2018, perché la direttiva deve essere recepita entro il 31 di dicembre di quest'anno, ma entrerà in vigore il 1° di luglio. Quindi vacanze estive sostanzialmente, ma diciamo così. Vacanze estive per modo di dire, perché effettivamente i pacchetti che noi vendiamo, che possiamo vendere magari anche a gennaio, per le vacanze estive, entreranno ad essere, come dire, tutelati i viaggiatori con questa nuova direttiva. Certo. Allora, che cos'è il pacchetto turistico prima di tutto? Perché la direttiva parla di proprio esclusivamente di pacchetti turistici. Allora, il pacchetto turistico è quell'insieme di servizi che devono comprendere, per essere tale, volo o trasporto, perché può essere anche pullman, certo, okay? Sì. Può essere treno, perché lei sa, le agenzie organizzano anche dei pacchetti con il treno. Allora, trasporti, almeno un pernottamento in albergo, ma almeno uno già rientra. Almeno uno, e quindi diventa pacchetto. O altri servizi determinanti, importanti, per i quali il cliente, il passeggero abbia prenotato. Facciamo un esempio. Io vado, cioè un mio passeggero mi chiede di andare a Parigi, ok? Perché vuole andare ad assistere al Roland Garros, è un appassionato di tennis e vuole andare a Parigi per vedere, ecco. Questo servizio può anche non essere, come dire, rientrare nel pacchetto turistico se solamente mi chiede il biglietto, ma se mi chiede con il biglietto anche l'albergo, mi diventa un pacchetto turistico. Quindi viaggio ma può essere anche non solo il viaggio, certo. Devono essere almeno due elementi di tre. Basta che siano, va benissimo, 2 elementi. Ma una notte deve esserci sempre. Ok, quindi è facile anche comprendere che tante volte c'è un pacchetto. Esatto, e allora pacchetto turistico è quindi la legislazione europea, perché è voluta entrare in questa spiegazione e anche in questa legge, perché i 27 stati attualmente europei avevano legislazioni diverse. Quindi è stata una omogenizzazione di regole, certo, che io italiano devo rispettare, ma lo deve rispettare anche la Grecia, deve rispettare il Portogallo, deve rispettare le repubbliche baltiche. Tutti i 27 stati saranno obbligati a parlare, si può dire, con la stessa lingua, parliamo fra virgolette la stessa lingua, cioè a utilizzare le stesse regole. E questo è molto importante, perché se si pensa che, per esempio, noi agenzie rispetteremo le stesse regole, purtroppo, per esempio, non abbiamo le stesse aliquote fiscali, quindi è un inizio di armonizzazione. L'aspetto fiscale rientra se c'è sempre. Poi Anzi, non c'è mai. L'aspetto fiscale, mi creda, ci sono mai IVA differenti nei vari stati. Infatti. Dico sempre quello che viene a mancare. Regole fiscali nei vari stati, e quindi ecco che in sostanza bisogna che ci sia, e questo è stato fatto, perché ci sia quantomeno una concorrenza tra di noi che partire dalle stesse regole, quindi stesso mercato e stesse regole. Certo. Quindi pacchetto turistico regolato da questa direttiva europea. I pacchetti turistici fino adesso erano così, regolavano quelli delle agenzie di viaggio, ma una cosa importante che entrerà in vigore è che anche chi vende online, infatti i vari operatori online, che nel momento in cui vendono il servizio magari di volo e vendono anche l'albergo sul loro sito web, che prima non era considerato pacchetto,
dal 1° di luglio del 2017 sarà pacchetto turistico, quindi anche questi operatori dovranno rispettare le regole che noi abbiamo, perché prima, faccio l'esempio, Ryanair, parliamo di Ryanair perché Ryanair ha creato problemi nell'arco di qualche mese fa. Allora, Ryanair vendeva il volo, ma sullo stesso sito web si poteva comprare l'albergo, certo, si poteva comprare l'assicurazione, si poteva comprare il trasferimento magari o il noleggio della macchina. Per loro dicevano non è pacchetto. Adesso invece non possono. È pacchetto. Ma perché non è pacchetto? Perché magari la macchina a noleggio, loro passavano tutti i dati diciamo, a coloro con il quale avevano fatto l'accordo e effettivamente era un altro. Ma anch'io quando metto insieme il pacchetto ho il volo e l'albergo, sono due fornitori diversi. Ecco, però se ad esempio, faccio l'esempio del Ryanair, della situazione, magari Ryanair viene acquistata da un fondo, da un fondo con sede alle isole Cayman, per fare un esempio, quindi diventa sede legale, sede giuridica di riferimento, faccio l'esempio assurdo, isole Cayman, quindi sì, ti prepari il pacchetto per dove vuoi, però di fatto di Europa non c'è niente, eccetera, come tanti di questi operatori. A quel punto, oppure non so, è sempre pacchetto turistico. È sempre pacchetto turistico, anche se non sempre, cioè deve sempre, perché però lo Stato di appartenenza di questa agenzia, di questo operatore non recepisce le direttive. Come funziona? Perché tante volte noi vediamo degli operatori, ma Qatar Airways per esempio mi offre magari anche l'alloggio, eccetera, però Qatar Airways in Italia e in Europa non c'è niente a che fare se non fornire servizi, no? Allora, se il passeggero è italiano, quindi basta che il passeggero sia della comunità europea? Chiaramente, diciamo che noi dobbiamo pensare che i fornitori, diciamo, online, che possono essere online travel agency, ma possono essere anche fornitori tipo lei sta dicendo Qatar, perché diciamo il web ormai è generale. Ecco, quindi il rispetto di queste regole europee sicuramente c'è e ci sarà. Nel momento in cui questi operatori, diciamo, andranno a vendere e sono operatori, chissà dove sono, però bisogna stare attenti, i passeggeri, i consumatori devono sapere a chi pago io. È la prima cosa da capire, Esatto, ma lì ovviamente paghi a uno che ha sede all'estero. Ma lei per esempio si fiderebbe a pagare un qualcosa che non ha come garanzia, diciamo, per esempio di essere riportato a casa, come succederà adesso nella normativa europea? La cosa interessante, pensi, e ci tocca da vicino noi, è che qualora succeda anche qualcosa di particolare, tipo, non so, si ricorda l'eruzione del vulcano in Islanda? Quante persone sono rimaste ferme? Ecco, allora noi siamo riusciti, parlo dico anche di Fiavet, è riuscita a fare in modo che questo pagamento di costi dei tempi in cui diciamo non si riusciva a tornare per motivi che non erano né dipendenti da me, ma neanche delle compagnie aeree, però ecco, allora le compagnie aeree accettarono di pagare l'albergo finché il cliente non tornasse a casa. Cosa succederà adesso con la nuova direttiva europea? Che per 3 giorni, se il cliente non riesce a tornare, entrerà in ballo, diciamo, un'assicurazione. E qua vado a parlare di quello che è il fondo di garanzia, perché in questa direttiva europea c'è diciamo, la legislazione che ci chiede di avere un fondo di garanzia. Che cos'è? È un'assicurazione che deve coprire in sostanza il cliente qualora io, agenzia di viaggio, non abbia un'assicurazione, non riesca, ecco, forse mi spiego meglio. Direi che la cosa importante è questa. Fondo di garanzia serve per tutelare il passeggero qualora il passeggero non riesca a partire perché io, agenzia, non ho pagato, ok? E quindi il rimborso viene dato dall'assicurazione, oppure se il passeggero è già in corso di viaggio e per qualche motivo non mi riesce a tornare. Esatto, per quel ok? Allora, l'assicurazione entra in ballo, ma c'è di più. Noi avremo la necessità anche di assicurarci su quello che sarà il problema del passeggero che magari, parliamo di
abbiamo detto adesso il vulcano. Il vulcano ha fatto sì che la gente rimaneva ferma. Allora, in questo momento 3 giorni di questo costo che il passeggero avrà sono a carico dell'agenzia. Certo, quindi... Questa è un'altra delle cose importanti che la direttiva porterà dentro. Perfetto. Allora io direi interrompiamoci qua per la cosa interessante, entriamo sempre più nel merito specifico, abbiamo la pubblicità. Pochi secondi di pubblicità, poi torniamo insieme, quindi aspettateci.